Christopher, come sarà questo 2026? Allora, ci saranno alcune cose positive, altre un po' meno. Allora, una cosa che sta a cuore di tutti in questi ultimi tempi è quella della guerra. La previsione di Emanuele Bellò è che ci sarà un'ulteriore pacificazione a livello internazionale. Tocca all'editore leggere uno dei pronostici per il 2026 dell'ultimo Schieson Trevisan scritto da Emanuele Bellò. Per 40 anni ha continuato la tradizione che prima di lui fu di Giuseppe Maffioli, quel Beppo Gobbo da Casier, la sua casa peraltro è ancora in via Pozzetti al confine con Preganziol, che resuscitò, è il caso di dirlo, il lunario settecentesco di Anastasio Pozzoboni inventato a Casa Corba tra i fontanazzi del Sile. Una tradizione, quella del lunario, con previsioni meteo ma anche astrologiche da appendere in cucina o nelle stalle. Così come leggere ciò che l'astronomo con il cappello a cono avrebbe perscrutato tra le stelle partendo dai schei. Purtroppo i dazi USA stanno penalizzando il settore dell'economia, la previsione per il 2026 è che ci sia un'ulteriore difficoltà. Altro tema caro in particolare a chi coltiva la terra è l'andamento meteorologico. Per quanto riguarda alcune calamità che si sono verificate nell'anno 2025, purtroppo qualcuna si ripeterà. Saranno calamità che interessano soprattutto il mondo dell'agricoltura, quindi c'è ancora la previsione di qualche alluvione, di qualche tempesta che danneggerà i nostri raccolti. Previste anche proteste, agitazioni e manifestazioni in questo 2026. Proteste, scioperi e agitazioni in tutta Italia a Sborobajon e poi una gran manifestazione nazionale con 100 piazze in man dei Propal. Il resto va letto nel corso dell'anno, ritrovando una delle tante copie diffuse dai trevisani nel mondo che nel 2024 l'hanno di fatto salvato e che ora non solo proseguono la tradizione, ma hanno anche preparato una nuova pubblicazione. È una pubblicazione che è stata curata da Emanuele Bellò e dalla nostra associazione. Presenta la storia dello Schieson Trevisan e la storia appunto di questo lunario che è entrato nella mentalità e nelle abitudini dei nostri contadini inizialmente, ma di tante altre persone che intendono mantenere ferme le loro tradizioni. Ma poi alla fine come finisce il pronostico? Il pronostico dice qualcosa di confortante e che tutti auspichiamo e dice proprio così: ma a longa la pace arriverà, la pace che il Papa ha tanto invocato per gli uomini di buona volontà.